Fermento tensioni in casa Forza Italia, si allarga il fronte delle contestazioni in Sicilia. Anche nell'Agrigentino si registra la presa di posizione del consigliere di aula Sollano Pasquale Spataro, coordinatore degli Azzurri nella città dei Templi. A bocce ferme dopo il voto di domenica, Spataro non risparmia critiche ai vertici del partito. Se il Movimento 5 Stelle galoppa e la Lega avanza, spiega, è perché i partiti tradizionali come Forza Italia stanno perdendo il collegamento con il territorio nel segno dell'autoreferenzialismo. Le battute d'arresto non maturano mai per caso, aggiunge poi Spataro, sono quasi sempre figlie di scelte errate o di decisioni che non tengono conto dell'orientamento della base, che è l'anima di una qualsiasi aggregazione. Spataro si sofferma in particolare sulla composizione della lista per la Camera dei Deputati. Ad eccezione di chi è poi diventata parlamentare, a cui va il mio apprezzamento, Forza Italia nel collegio di Agrigento Tuona non presentava riferimenti autentici legati alla realtà locale, con il risultato che il consenso non è stato quello potenzialmente messo in conto. Chi ha allora la responsabilità nella guida del partito non può ora sottrarsi, osserva ancora il coordinatore cittadino, ad una profonda riflessione rispetto all'esito elettorale. In assenza di un vero cambio di passo e di una reale svolta, fa sapere Spataro, abbiamo il dovere di interrogarci e meditare sulla bontà del percorso e sulle prospettive del partito in Sicilia e ad Agrigento, analisi necessarie per poter assumere scelte che siano conseguenziali, mature e consapevoli. Sono ancora le parole di Spataro. E intanto si ribella anche Luigi Genovese, il figlio di Francantonio, passato dal PD ai forzisti, ha preso le distanze da Gianfranco Miccichè. Così, dopo la siracusana Rossana Cannata, la palermitana Marianna Caronia, il messinese Tommaso Calderone e l'agrigentino Riccardo Gallo, Genovese è il quinto deputato a chiedere l'azzeramento dei vertici, anche se con una certa cautela. Se dovesse esserci una netta e immediata inversione di tendenza delle dinamiche e degli equilibri interni al partito, è probabile, sottolinea Genovese, che vi siano ancora le condizioni per ricomporre la frattura. Per quanto riguarda Riccardo Gallo, il dissapore con Miccichè parte dalle regionali, quando il coordinatore, per sbrogliare una matassa tutta interna, assicurò un posto di assessore nella giunta Musumeci di un esponente del territorio agrigentino. Il designato era Vincenzo Giambrone, attuale sindaco di Cammarata, travolto ora dall'onda gialla dei grillini. Giambrone, candidato all'uninominale per il Senato, è stato sonoramente sconfitto da Marinello del Movimento 5 Stelle.